Presidente della Regione Musumeci visita la struttura penitenziaria, alto livello di degrado, una vergogna, questo è il commento del governatore. L'ex presidente del Consiglio Comunale di Porto Empedocle attacca l'attuale amministrazione a 5 Stelle, lasceranno un comune devastato, afferma Troia. Il questore di Agrigento potenzia i servizi di controllo e prevenzione in occasione delle festività. Zero tolleranza alla Polizia Municipale di Agrigento alla ricerca di chi non differenzia la spazzatura. Fioccano denunce per inquinamento ambientale e multe da 600 euro. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il governatore Nello Musumeci visita la struttura penitenziaria di Agrigento, un sopralluogo che supera ogni aspettativa di degrado. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Nel suo giro di ieri ad Agrigento, il presidente della regione Nello Musumeci ha ritenuto opportuno di visitare anche il carcere di Agrigento, il Pasquale di Lorenzo. Ha visto alcuni reparti, dopo aver incontrato il prefetto di Agrigento, il comandante dei carabinieri, della Guardia di Finanza e il questore. Il risultato non è stato dei più belli, visto le parole folte che il governatore ha lanciato alla stampa, affermando che si è vergognato di avere visitato questa struttura. Il presidente è stato accompagnato nella visita dal direttore della struttura Valerio Pappalardo, dal capo della polizia penitenziaria Giuseppe Lofaro e dalla responsabile del servizio giuridico-pedagogico Maria Faro. Ho potuto, accompagnato dal signor direttore e dal signor comandante, visitare la struttura agrigentina. Questo istituto certamente non fa onore al sistema carcerario italiano. Devo dire che mancano esigenze assolutamente elementari eppure prioritarie. È mai possibile che per sistemare una caldaia debbano passare anni, per cui all'interno si può camminare soltanto con i cappotti e con le sciarpe? È mai possibile che i detenuti e il personale di polizia e il personale amministrativo debba lavorare in queste condizioni? È mai possibile che le camere di detenzione non abbiano la doccia e quindi i detenuti debbono fare la fila con impiego di personale di polizia e con gravi disagi, 50 persone per 3 docce. È mai possibile che manchino 100 unità di polizia penitenziarie secondo i parametri della pre-Madia? È mai possibile che anche la manutenzione ordinaria debba diventare un privilegio per questo istituto carcerario? È mai possibile tutto questo, mi chiedo? Come si può pensare alla rieducazione del detenuto se lo Stato risponde con un atteggiamento di assoluta inefficienza? Una distrazione inconcepibile e imperdonabile. Io da Presidente della Regione mi vergogno, dopo aver visitato questo istituto, di dire che questo sia un luogo di rieducazione. Ecco. Chi sbaglia ha il dovere di pagare, ma lo Stato ha il dovere di recuperare chi ha sbagliato. E questo certamente è l'esempio peggiore. Al Ministro vorrei dire tante cose e gliele dirò perché lo incontrerò e vi devo dire che quello di Agrigento non è il solo istituto che si trova in queste condizioni. Quindi noi abbiamo la necessità, anche con il garante per i diritti dei detenuti nominato dalla Regione, abbiamo la necessità di fare un quadro completo e presentarlo al governo centrale. E le strade statali sono quelle che sono, e le ferrovie statali sono quelle che sono, e i servizi statali sono quelli che sono. Adesso ci mettiamo anche il sistema carcerario. Io voglio far ricordare a Roma che la nostra è la regione più grande d'Italia, è una regione dove vivono persone con un grado di civiltà pari a quello delle altre regioni italiane. Ecco, pretendiamo di essere rispettati e trattati esattamente come gli altri. Non chiediamo privilegi, non chiediamo elemosine, ma non ammettiamo più distrazioni. Per quanto mi riguarda,
l'amministrazione periferica è costantemente impegnata alla soluzione di problemi strutturali, addirittura ogni oltre misura e con a prezzo di grandissimi sforzi. Io personalmente non faccio altro che sollecitare, stimolare, compulsare per definire almeno quegli aspetti essenziali. Presso so che hanno dato inizio alla pratica relativa alla collocazione delle docce che per noi rappresentano un elemento di straordinaria importanza, perché naturalmente poi andare a gestire una popolazione detenuta che si spazientisce di fronte a queste deficienze diventa molto delicato e in alcuni casi pericoloso, e quindi poi ci si chiede uno sforzo assertivo per tentare di edulcorare una quotidianità di vita detentiva che ahimè magari non è paragonabile a quella di altre strutture penitenziarie italiane, con conseguenti sforzi da parte di tutti gli addetti del settore, non solo del sottoscritto, ma in particolare dell'area educativa e anche degli staff collegiali che cercano in qualche modo di lenire situazioni, ripeto, assai delicate. Smaltimento di rifiuti nel centro città, scatta un'operazione di controllo da parte della Polizia Municipale. La squadra di tutela ambientale insieme all'assessore all'ecologia Nello Amel hanno condotto un'attività di verifica su una grande quantità di spazzatura indifferenziata che si trovava nel salotto buono all'interno della via Pirandello. Nella ricognizione, sostiene il Comune, sono stati identificati circa 8 esercizi commerciali dell'area circostante che saranno pesantemente sanzionati e per i quali sarà trasmessa la segnalazione all'autorità giudiziaria per inquinamento ambientale. Altre 2 persone, continua Palazzo dei Giganti, saranno sanzionate con una multa di 600 euro ed addirittura si è proceduto ad identificazione e verbalizzazione di una persona che, nonostante la verifica in corso, ha depositato un sacchetto di rifiuti nella stessa discarica. Subito dopo l'ispezione a cura della SEA l'area è stata totalmente ripulita e bonificata. Nuovi controlli seguiranno nei prossimi giorni. Cambiamo argomento. L'ex presidente del Consiglio Comunale di Porto Empedocle, Luigi Troia, traccia la sagoma dell'attuale amministrazione Carmina, un attacco politico che evidenzia le criticità di questi ultimi anni di governo targati 5 Stelle. Sentiamo. Siamo con l'avvocato Luigi Troia, già presidente del Consiglio Comunale di Porto Empedocle. Ecco, una sua valutazione politica sull'andamento di Porto Empedocle. Siamo vicini al dramma, se non alla tragedia. Porto Empedocle da 3 anni e mezzo ha un'amministrazione comunale eletta dal popolo, ma ha un'amministrazione comunale che ancora, anziché rispondere alle esigenze della città, ancora si avvale di giustificazioni che sono puerili da un lato e penose dall'altro. Non si può dire ancora quelli di prima, quelli di allora, quelli di una volta. Sono già trascorsi 3 anni e mezzo. La città è al buio, la città è sporca, la città non ha alcuna manutenzione, è piena di buche, il dissesto idrogeologico è un problema di ogni giorno. È una città amministrata da chi non ha idea di come portare avanti un progetto di governo di Porto Empedocle. Porto Empedocle non è un paesino, è una città importante che ha una sua storia. Oggi purtroppo si assiste a gente che governa la città e anziché dare risposte concrete ai cittadini, tra i quali io, dice sì, però quelli di prima se ne sono andati, hanno lasciato la città abbandonata a se stessa. Ecco, io penso che sia il momento di dire la verità, il tempo è scaduto, ormai siamo quasi a fine mandato, manca 1 anno e mezzo alle prossime elezioni amministrative e penso che la città meriti altro sicuramente. A tal proposito ho assistito in questi giorni ad un comunicato stampa della signora Sindaco. Io certamente non discuto con il Sindaco di problemi così spiccioli come ella ama invece spesso affrontare, ma dico una cosa: se lei lamenta il fatto che qualcuno 4 anni e mezzo fa si è dimesso in protesta, perché poi dall'altro canto dice che non sapeva quali erano le reali condizioni finanziarie dell'ente? Appunto si contraddice, perché il sottoscritto aveva più volte lamentato formalmente, con documentazione, quali erano i problemi di Porto Empedocle. Io rammento a me stesso, ma anche a chi ci ascolta, che ho scritto io alla Corte dei Conti, ho scritto io alla Guardia di Finanza, mi sono attivato io, mentre qualcuno invece era applaudente e festeggiava chi un certo danno l'ha fatto.
Penso che Porto Empedocle oggi meriti la verità, ma meriti la verità da un canto, dall'altro lato le risposte. La gente vuole le risposte sulle cose concrete da fare. Si parlava di far tornare i figli che lavorano fuori, ma mi sembra che oggi siamo all'anno zero. Si parla ancora di accendere le lampadine della pubblica illuminazione. Anche perché nel frattempo si è accumulato un nuovo deficit, anche la recente venuta di Di Maio, insomma non è che è stato poi un gran successo, una piccola riunione tra pochi intimi. La venuta di Di Maio è un triste epilogo di questa amministrazione comunale, perché se viene il ministro degli esteri va accolto dalla città, non dal sindaco e dai parenti dei consiglieri che l'appoggiano. Francamente mi sembra pietoso fare una lista di accesso al comune e vedi che era presente il papà, il nonno e lo zio di... Il ministro visita la città, non visita i parenti del sindaco e dei suoi accoliti. Ma soprattutto, ha detto bene lei, l'amministrazione comunale ha accumulato nuovo ed ulteriore debito, perché ricordo ai cittadini di Porto Empedocle che se in questi mesi si è fatto fronte a qualche cosa è perché il comune ha attinto altri 5 milioni di euro di prestito che andrà restituito in 3 anni. La prima rata non si è ancora pagata. La verità è che questa sindaca, quando andrà via da Porto Empedocle, lascerà altri 5 milioni di euro di debiti che altri al posto suo dovranno pagare. Perché, concludo, so che il tempo purtroppo è breve in un TG, i cittadini devono sapere che i famosi debiti che la sindaca dice di aver trovato non sono mai stati pagati, perché con la dichiarazione di dissesto il comune ha bloccato i pagamenti verso i suoi creditori e quindi non ha più pagato un solo centesimo, tutti aspettano ancora di essere pagati. Quindi in questi anni che cosa ha fatto l'amministrazione? Un bilancio non l'ha approvato, un rendiconto non l'ha approvato, una linea di debito non l'ha pagata, gli impiegati sono andati in pensione, i dirigenti, i funzionari non sono stati sostituiti perché con il dissesto non si può assumere forza lavoro nuova. Ma dico io, ci rendiamo conto oggi chi è alla guida di Porto Empedocle? Da oggi l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri è in libertà a conclusione dello sconto della pena a 7 anni di reclusione per concorso esterno alla mafia subito nel 2014. Dal luglio del 2018 Dell'Utri è stato ristretto ai domiciliari nella sua casa a Milano per motivi di salute. C'è il servizio. 7 anni diventati 5, qualche mese grazie alla liberazione anticipata, tanto è durata la detenzione di Marcello Dell'Utri, ex manager di Publitalia, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa dai giudici di Palermo. Oggi, martedì 3 dicembre, il giorno in cui finisce di scontare la sua pena e torna un uomo libero. Da luglio 2018, per motivi di salute, era ai domiciliari nella sua casa di Milano. L'espiazione della condanna, che nel 2014 la Cassazione rese definitiva, non chiude però i conti con la giustizia dell'ex senatore fondatore di Forza Italia. È ancora aperto il processo per la cosiddetta trattativa Stato-mafia, che in primo grado gli ha portato la pena di 12 anni. E restano le accuse di peculato, ricettazione e appropriazione indebita a Napoli legate alla scomparsa di alcuni libri antichi. Dopo una condanna per falso in bilancio nel 1987, Dell'Utri finisce sotto inchiesta a Palermo nei primi anni 90 per concorso esterno in associazione mafiosa, un'accusa che si trascina per 20 anni circa, con in mezzo 2 processi d'appello, e si conclude col sigillo della Cassazione che accerta in modo definitivo i suoi rapporti con la mafia palermitana dal 1974 al 1992. Alla vigilia della sentenza della Suprema Corte, l'ex senatore tenta la fuga in Libano per sottrarsi alla cattura, una latitanza di pochi giorni conclusa con la concessione dell'estradizione all'Italia, poi il carcere, prima a Parma, in alta sicurezza, successivamente a Rebibbia, infine nel 2018 la concessione della detenzione domiciliare per motivi di salute. Per i giudici Dell'Utri avrebbe svolto un ruolo di mediatore nel patto di protezione siglato nel 1974 con la mafia da Silvio Berlusconi. Marcello Dell'Utri ha incassato contrattaccando, scagliandosi contro certi PM, criticando aspramente l'impianto accusatorio, arrivando a dire
dire di essere sceso in politica per evitare il carcere, dell'amico Berlusconi, ritenuto da premier vittima della minaccia mafiosa, ma accusato negli anni di essere stato il referente politico di Cosa Nostra. Dalla sua discesa in campo non ha mai detto una parola, un sodalizio lungo, una vita, il loro forse incrinato negli ultimi tempi, quando il Cavaliere si è rifiutato di deporre in sua difesa al processo d'appello sulla trattativa, si è avvalso della facoltà di non rispondere, consigliato dai suoi legali che temevano domande scomode dell'accusa, anche in funzione del fatto che il leader di Forza Italia è ancora indagato dalla Procura di Firenze proprio con Dell'Utri come possibile mandante delle stragi di mafia del 93. Nel frattempo, da ora, Dell'Utri potrà riprendere una vita normale. Gli restano i 2 anni di sorveglianza speciale decisi nella sentenza di condanna e il conseguente obbligo di firma alla polizia, in attesa che si definiscano gli altri processi. Nuovo stop della giudiziaria da ieri e fino a venerdì per protesta contro la riforma della prescrizione che entrerà in vigore dal prossimo anno e prevede la sospensione dei termini dopo il processo di primo grado. La Camera Penale di Agrigento, coordinata dal presidente Nicolò Grillo e dal segretario Gianfranco Pilato, ha deliberato l'adesione alla protesta indetta a livello nazionale che prevede altre iniziative collaterali connesse allo sciopero. Niente udienze per tutta la settimana, quindi, ad eccezione di quelle con indagati o imputati detenuti, saltano pure tutte le attività giudiziarie come gli accertamenti tecnici irripetibili o gli interrogatori. Stamani conferenza del questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, presentato il piano di potenziamento dei servizi di controllo e prevenzione in occasione delle festività natalizie. Il nostro direttore Arturo Cantella. In occasione delle prossime festività natalizie, la questura di Agrigento ha presentato stamani, per mezzo del questore Maria Rosa Iraci, il piano di potenziamento delle attività di controllo sul territorio, ritenendoli necessari intensificare i controlli in un periodo, quello natalizio, solitamente che si caratterizza più movimentato del solito, come giro di denaro, delle attività commerciali, spaccio di sostanze stupefacenti. Il questore ha anche lanciato un appello ai cittadini, quello di collaborare segnalando eventuali atteggiamenti sospetti, anche attraverso le app messe a disposizione dalla polizia che garantiscono l'anonimato. Abbiamo programmato tutta una serie di interventi sul territorio per garantire la sicurezza, soprattutto in un periodo molto sensibile quale quello delle festività natalizie, periodo che spesso attira appetiti delittuosi e che noi cerchiamo di frenare con un massiccio controllo sul territorio e centrale e periferico e soprattutto anche con pattuglie appietate nelle zone storiche, quale la via Atenea o i centri commerciali di la Valle dei Templi e le vigne che sono in territorio di Canicattì. Ecco, quanto collabora la gente? L'appello che voi fate è quello anche di collaborare attraverso le app. Diciamo che la collaborazione si è notata anche con l'uso delle app che permettono di far restare anonimo chi è che segnala. Auspichiamo una maggiore sensibilità da parte della gente, siamo qui proprio per questo, per controllare le persone sospette ed evitare che le stesse commettano reati. Quindi tante volte l'intervento successivo non ci permette poi di garantire la sicurezza che vorremmo se avvisati per tempo e tempestivamente sulla persona che si vede in maniera sospetta girarsi nelle vie cittadine. E quindi si auspica che le vittime non solo segnalino ma anche i cittadini quali sentinelle sul territorio ci avvertano in caso di anomalie, perché noi siamo proprio lì per intervenire, per fare questo. Il nostro compito è proprio questo, garantire la prevenzione e il controllo del territorio. La prevenzione per non passare alla repressione. Certamente, e certamente la prevenzione proprio evita che si passi al secondo livello di repressione. La prevenzione, se funziona e funziona bene, non permette al cittadino, alla persona sospetta di commettere il reato. Fra l'altro la prevenzione non solo nel controllo delle persone, ma nell'applicazione delle misure di prevenzione predisposte dalla normativa, proprio per evitare che la persona, ad esempio, ritorni in un territorio quando non ha ragione di starci. Ad esempio, una persona che ha commesso reati, che viene fermata, controllata, noi immediatamente predisponiamo il foglio di via obbligatorio, che è una misura prevista dalla normativa per il questore che può vietare alla persona di ritornare nello stesso comune anche fino a un tempo di 3 anni. Quindi questo ci permette chiaramente di evitare che soggetti che non vengono graditi al territorio perché in atteggiamento sospetto, perché hanno già commesso reati e non hanno ragione di starci,
vengano allontanati e non venga più permesso a loro il rientro, salvo poi ad applicare una sanzione penale nel caso di violazione. Siete soddisfatti anche dei risultati conseguiti finora dalla Polizia di Stato, specie il sabato sera, nel fronteggiare la movida agrigentina? Sì, siamo molto soddisfatti di come sta rispondendo intanto la collettività, perché tanti esercenti trovati in difetto con l'applicazione delle regole si stanno mettendo in regola, quindi questo percorso di legalità ci soddisfa appieno. Chiaramente continueremo in questo settore, intanto a vedere il rispetto della normativa da parte degli esercenti, perché se una normativa c'è prevista per alcune situazioni è chiaro che ha una ragion d'essere, quindi noi dobbiamo garantire la sicurezza anche in questo settore. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Il presidente dell'Ordine degli Architetti Alfonso Cimino e il presidente del Genio Civile di Agrigento Rino Lamendala presentano un interessante convegno che si terrà nei locali del Dioscuri di San Leone l'11 dicembre alle 8:30. I dettagli nel servizio. L'Ordine degli Architetti e il Genio Civile di Agrigento organizzano un interessante convegno giorno 11 dicembre al Dioscuri by Palace dal tema Norme Tecniche 2018, Sisma Bonus e Sblocca Cantieri. Sì, sarà una giornata di studi interessante sulle nuove norme tecniche varate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2018 con il contributo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in seno al quale siamo riusciti a introdurre una serie di modifiche importanti, soprattutto per quanto riguarda gli interventi sugli edifici esistenti. Con le nuove norme tecniche va completamente in pensione il vecchio metodo di calcolo strutturale delle tensioni ammissibili anche per le zone a bassa sismicità, si punta esclusivamente sul metodo degli stati limite attraverso il quale il progettista strutturale può determinare lo stato limite da non superare al fine di non arrecare danni alla struttura e il rischio di crollo e quindi alla salvaguardia della pubblica incolumità. In particolare il progettista può anche predeterminare una gerarchia delle resistenze della costruzione, di modo che quando arriva il sisma cedano prima gli elementi elastici come le travi e soltanto dopo gli elementi fragili come i pilastri. Quindi arriva il sisma, in prima battuta le travi cedono, i pilastri reggono, la costruzione rimane in piedi e c'è la possibilità quindi di evacuare l'edificio prima del crollo. Ci sarà spazio anche per il sisma bonus, che è un incentivo fiscale molto importante per tutti coloro i quali intendessero mettere in sicurezza la loro casa entro il 31/12/2021 e gli incentivi variano dal 50 all'80% a seconda del livello raggiunto con l'intervento di ristrutturazione. Addirittura per le parti condominiali si può raggiungere anche una detrazione dell'85%. Poi parleremo anche della semplificazione, che è molto importante, la semplificazione che abbiamo adottato all'Ufficio del Genio Civile con l'adozione della piattaforma informatica su cui oramai progetti e nulla osta viaggiano veloci, e questo è un elemento importante per il rilancio dell'edilizia, che costituisce elemento fondamentale della nostra economia. È un momento formativo, definirei storico, proprio per la compartecipazione all'evento insieme al Genio Civile di Agrigento con l'alto patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Parleremo delle normative tecniche, di sisma bonus, dello snellimento delle procedure con la piattaforma sismica, in un momento importante per il nostro territorio di Agrigento, ma anche per il nostro Consiglio, che quest'anno ha veramente fatto tantissimi eventi. Avremo la partecipazione dell'assessore Falcone alle infrastrutture, del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il professore Carlea, e con il dirigente regionale tecnico dell'assessorato alle infrastrutture Salvo Lizio.
attraverso un'introduzione sui temi fondamentali delle nuove normative tecniche del capo del Genio Civile di Agrigento, architetto Rino Lamendola, ci confronteremo con le relazioni del provveditore delle opere pubbliche Sicilia e Calabria, l'ingegnere Ievolella, con il dirigente del Ministero delle Infrastrutture, colui che ha effettivamente lavorato sulle normative tecniche, che è l'ingegnere Renzi, e con la professoressa ordinaria di costruzioni, l'ingegnere Lidio Lamendola. Il pomeriggio poi parleremo proprio della piattaforma sismica. Questo devo dire grazie al patrocinio dato da tutte le consulte regionali tecniche, agli sponsor del laboratorio RTA di Agrigento e Sidercem di Caltanissetta. Si conclude il 56esimo convegno internazionale di studi pirandelliani. Anche quest'anno ha portato ad Agrigento 500 persone tra studenti e professori universitari. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Terza giornata del convegno internazionale di studi pirandelliani al Palacongressi di Agrigento, giunto alla sua 56esima edizione, che ha visto oggi anche la partecipazione al dibattito di tanti studenti che hanno assistito interessanti all'iniziativa, con scuole provenienti da tutto il territorio italiano. A dibattere stamani anche docenti ed esperti, tra cui Paolo Puppa, che leggerà in serata la lettera di Svevo a Pirandello nell'ultima sessione, che vedrà anche la consegna dei premi Pirandello 2019, quello riservato al cortometraggio, alla scrittura creativa estemporanea e alla tesina. L'interesse del convegno ha anche registrato la presenza di docenti provenienti dall'estero, come Alice Flemrova dell'Università di Praga della Repubblica Ceca. Io mi occupo di Pirandello più di 20 anni, quindi devo dire che questa grande passione per me è stato veramente un grande piacere, anche un grande onore essere stata invitata dal Presidente, perché per noi stranieri pirandellisti è come candidarsi alle Olimpiadi, no? Sì, è la seconda volta che sono a questo convegno e veramente perché oltre a insegnare mi occupo anche della traduzione. Ultimamente sono usciti in ceco 2 volumi dell'opera pirandelliana teatrale che ho curato io, quindi sicuramente adesso ci sarà, io spero che ci sia anche più interesse da parte del pubblico ceco di seguire l'opera pirandelliana sui palcoscenici dei teatri nella nostra Repubblica. Io direi che il messaggio pirandelliano appunto non è legato solo alla Sicilia o all'Italia, perché quell'umorismo, quella base dell'umorismo pirandelliano fondato anche sul bisogno di una empatia verso l'altro, verso diverso, è proprio quel messaggio che è internazionale, globale, che possono percepire anche i lettori e spettatori cechi. Lancia degli stimoli, delle sonde e cerca di strappare i ragazzi ai telefonini e ai social network. Parliamo di... lei questa sera leggerà la lettera di Pirandello, ecco, ci anticipi qualcosa? È la lettera di Svevo a Pirandello, che è una lettera che ho inventato, ma su basi documentali, dove mostro la ferocia di Pirandello nel rispondere a uno Svevo imbarazzato e frustrato perché non aveva successo. Quindi immagino che Svevo chieda aiuto a Pirandello e Pirandello risponde in modo sadico. Il tema di quest'anno scelto ha avuto il giusto interesse da parte della platea? È un romanzo minore, Suo marito, che però ha il vantaggio di mostrare le crepe in casa Pirandello, perché Pirandello parla di una scrittrice donna e le fa morire il figlio, come dire che per Pirandello siciliano una donna che scrive è destinata a trascurare i figli fino a farli morire, e Pirandello aveva in casa una donna opposta alla scrittrice, perché era una donna completamente indifferente all'arte. È un'iniziativa meravigliosa. In questo momento vorrei però ricordare il grande maestro Enzo Lauretta, che in questo momento sicuramente starà gioendo insieme a noi. Io sono una veterana del convegno, partecipo da sempre, sia quando ero studente, sia dopo 30 anni di insegnamento, da quando insegnavo a Palma di Montechiaro e a volte mandavo i lavori anche da Lampedusa. Sono molto felice perché credo in questa nuova scuola. La scuola per un docente è la sua vita.
la sua casa, io la considero la mia prima casa, a volte l'ho interposta anche alla mia famiglia e Pirandello mi viene in aiuto con le sue opere, sia per me, per la mia vita, ma per quella dei miei studenti che coinvolgo sempre, ogni anno di più. Sentiamo il parere degli alunni, cosa ne pensate di questa iniziativa e se vi piace o no Pirandello? Allora, secondo me è un'iniziativa molto interessante perché riusciamo ad entrare realmente in ciò che ha fatto Pirandello, in ciò che ha scritto, quindi nella sua vita. Quindi secondo me è una cosa molto interessante anche perché Pirandello è un buon scrittore, uno dei migliori scrittori novecenteschi, quindi secondo me è molto interessante, è molto all'avanguardia come convegno. Prima di tutto devo ringraziare la mia professoressa Nicoletta Marchese per aver dato a noi alunni questa possibilità e opportunità di venire a questo convegno. Io ritengo che sia un'esperienza veramente bella e formativa per noi alunni e quindi penso che sia veramente interessante. Sì, anche grazie a lei che ci ha fatti innamorare. Una battuta finale, se possibile, un messaggio di speranza per tutti quei colleghi che pensano che i giovani non vogliono studiare. Non sono d'accordo, sono sempre controcorrente. Un giovane segue attraverso l'esempio, l'insegnante, non attraverso la cattedra, né dietro la cattedra, né attraverso il libro. Questo è un messaggio rivolto a tutti coloro i quali non hanno avuto la fortuna che ho avuto io di avere studenti che mi seguono. Un'intensa settimana di incontri culturali e letterari, mostre, convegni, musica e teatro sono gli ingredienti della 21ª edizione del Premio di Arte e Cultura siciliana Ignazio Buttitta in corso a Favara fino al 7 dicembre. La manifestazione, promossa dal Centro Artistico Culturale Editoriale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, è coordinata dal giornalista Giuseppe Moscato e vede tra i premiati la nostra Margherita Trupiano per il suo libro di poesie dal titolo Emozione dalla Valle. La seconda volta che il Centro Guttuso consegna il premio Buttitto alla collega Trupiano che commenta: è per me un onore scrivere della nostra bellezza, celebrare la storia, sfiorare l'anima di chi legge ed incuriosire chi non conosce Agrigento. E tra le manifestazioni in calendario il prossimo giovedì 5 dicembre alle 17:30 al Castello Chiaramonte ci sarà il concerto dell'orchestra da camera Empedocle formata dagli studenti del liceo musicale Empedocle di Agrigento. Saragallo. 5 dicembre, in occasione del premio Buttitta al Castello Chiaramonte di Favara, avrà luogo un concerto d'archi di beneficenza con ingresso gratuito preparato con cura dai docenti e dagli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento. Abbiamo deciso di partecipare al premio Buttitta per far fare un'esperienza ai ragazzi per farli crescere. E abbiamo trovato una collaborazione da subito con i miei colleghi di Archi e ringrazio anche il professor Salvaggio che si sta occupando di quella che poi è la direzione e si occuperà della direzione del concerto. E tra i brani principali ci saranno compositori come Mozart, Mascagni, Rossini, sarà un concerto vero e proprio perché parteciperanno anche i docenti. E con questo voglio ringraziare la professoressa Gucciardino per averci ospitato, ma prima ancora e la più importante la dottoressa Sermenghi, la nostra preside, che mi ha permesso di organizzare tutto quanto. Invitiamo tutta la cittadinanza e tutte le associazioni di volontariato perché trovo che la musica sia estremamente importante e vi aspettiamo il 5 alle 5:30. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Il campetto di San Michele nel centro storico di Agrigento è abbandonato al degrado. Saragallo. Il centro storico di Agrigento, nonostante tenti di risollevarsi attraverso opere di protagonismo civico svolte dai cittadini per rendere i luoghi abitati più curati e apprezzabili all'occhio di turisti, residenti e passanti, tende purtroppo a essere spesso sede di atti vandalici. Un fatto recente che ha destabilizzato e preoccupato alcuni abitanti della zona del campetto di San Michele è stato l'imbrattamento con della vernice di un'automobile probabilmente presa di mira da tempo da degli ignoti.
Ma non solo, proprio il campetto, luogo nato per dare gioia ed un'educazione sportiva ai giovani, oramai si trova in uno stato pietoso per l'incuria e la mancanza di rispetto, che va dall'imbrattamento dei muri all'abbandono dei rifiuti, escrementi di cani portati appositamente lì a passeggio e dove di tanto in tanto vengono appiccati fuochi. Una situazione sicuramente inammissibile dai residenti, i quali auspicano che le autorità decidano di monitorare assiduamente la zona, da una parte molto popolata da famiglie e curata, e dall'altra abbandonata e degradata, oltre che scarsamente illuminata. Infatti non rappresenterebbe una novità accostare la sicurezza delle strade ad una buona illuminazione. È proprio la via Diana, sottostante al campetto di San Michele, che conduce all'ingresso degli spogliatoi dello stesso e nella quale sporgono diversi ingressi di abitazioni e quasi del tutto al buio. Ebbene, sappiamo quanto il centro storico, ma Agrigento in generale, possano offrire molto di più. Ed è stato dimostrato, ma questi spiacevoli episodi e dettagli spesso possono provocare la scelta di voler andare via, aumentandone lo stato di abbandono. Iniziativa del Lions Club Valle dei Templi domani al Museo Griffo di Agrigento. I particolari con il nostro direttore Arturo Cantella. Il Lions Club Valle dei Templi di Agrigento, nato da pochi mesi, è già in piena attività e avrà un mese di dicembre ricco di iniziative sul territorio. Lo ha annunciato il presidente, la dottoressa Mariella Antinoro, dopo l'eccellente conferenza proposta al liceo nell'ambito del service internazionale Interconnettiamoci ma con la testa. Giovedì 4 dicembre 2019 alle ore 18 presso la sala Zeus del Museo Archeologico Pietro Grifo di Agrigento, il primo dei 2 appuntamenti del mese di dicembre. Prevenzioni delle malattie della terza età è il tema dell'incontro che, dopo l'indirizzo di saluto della Presidente Antinoro, vedrà tra relatori il delegato distrettuale del service dottor Nicola Scaturro, la psicologa Claudia Pipia, il farmacologo e psichiatra dottor Giuseppe Provenzano, il neurologo dottore Salvatore Condello e il responsabile medicina nucleare dell'Istituto San Raffaele di Cesalù, Pierpaola Longi. Le conclusioni saranno affidate al dottor Angelo Collura, governatore del distretto 108 YB Sicilia. Mentre sabato 14 dicembre, sempre il Lions Club Valle dei Templi di Agrigento sarà protagonista di un'altra iniziativa. Alle 20:30 al Teatro Pirandello sarà proposta l'opera Anime che si chiamano, scritta e diretta dalla professoressa Antonella Monreale della compagnia teatrale Arcobaleno, che ha sede a Favara e a Roma e socia del club. La legalità è al centro del lavoro di Antonella Monreale, che attraverso alcune anime vittime del sistema esprimeranno i loro sentimenti. Si tratta, spiegato la Presidente dottoressa Antinoro, di impegni concreti che ci rendono protagonisti sul territorio di azioni di solidarietà, e ringrazio i miei collaboratori e i soci per il grande lavoro che stanno facendo, mettendo a disposizione le loro professionalità con spirito di servizio. Domani, mercoledì 4 dicembre, ricorre la festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco ad Agrigento. Dalle ore 9:30 si svolgerà una prima manifestazione nella sede centrale del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle a Villa Seta, tra onore ai caduti, consegna di attestati e benemerenze, lettura messaggi augurali in presenza di autorità politiche, amministrative, militari e religiose. Poi, insieme alla Capitaneria di Porto Empedocle, ci si recherà nella chiesa concattedrale Santa Croce a Villa Seta, dove alle 11 sarà celebrata la messa dal vescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro. In occasione delle festività di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le relative celebrazioni avverranno a partire da questo martedì 3 dicembre alle ore 18:30 con la funzione religiosa presso la cattedrale, che sarà officiata da Monsignor Giuseppe Oliveri, vicario generale dell'Arcidiocesi di Palermo. La celebrazione religiosa della ricorrenza avverrà come in altre occasioni passate, unitamente al Comando Militare, Esercito Sicilia e alla Marina Militare. Domani 4 dicembre si svolgerà invece, come da consuetudine presso la sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la cerimonia dell'onore ai caduti alla presenza del viceprefetto vicario della provincia di Palermo, dottoressa Daniela Lupo, seguita dalla lettura dei messaggi augurali inviati dai vertici del corpo e da una breve allocuzione da parte del comandante provinciale ingegner Agatino Carrolo. Quest'anno le celebrazioni saranno seguite dall'allestimento della tradizionale Pompieropoli in Piazza Verdi, resa disponibile nell'occasione da parte del Comune di Palermo. La manifestazione dedicata a tutta la cittadinanza ed in particolare ai bambini si svolgerà a partire dalle ore 14 di domani 4 dicembre con la consueta collaborazione dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, sezione di Palermo.
Finalità della manifestazione è quella di istruire i bambini sulle principali tecniche di prevenzione incendi e le azioni da compiere in caso di calamità naturali attraverso giochi, simulazioni, oltre a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo e funzioni delle istituzioni coinvolte. Le attività ludico-formative finalizzate a far vivere ai bambini l'emozione di piccolo vigile del fuoco consisteranno in particolare in una parete da arrampicata da far provare ai bambini opportunamente imbracati. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.